detto semplice, nel senso, uno ha allargare ai patronati le competenze delle nuove esigenze, sia nei confronti, in virtù della piena applicazione della legge 152, che si rivolge agli italiani immigrati e agli immigrati che entrano in Italia, e quindi pertanto poter fare un'azione di informazione e consulenza anche di diritto del lavoro per gli italiani, per gli immigrati che vengono in Italia, e poter dare un'assistenza alle nuove generazioni italiane che vanno all'estero, visto che ormai per loro è difficile rivolgersi direttamente al patronato, non hanno la cultura del patronato come il primo riferimento quando si approccia nel paese. Invece necessariamente trovare un modo di competenza con materie, specificità legate alle loro esigenze specifiche, affinché anche loro possano vedere nel patronato un soggetto al quale potersi rivolgersi, anche perché, come ho detto nell'intervento, le loro posizioni lavorative sono quelle più complesse. È molto importante che i giovani che vanno all'estero da subito abbiano delle indicazioni su come organizzare la loro previdenza futura nel paese nel quale vengono accolti. Ricordiamoci che i patronati fanno anche pratiche nei confronti degli italiani, nei confronti delle istituzioni dei paesi in cui loro vanno a svolgere. Questo ritengo che sia un passo importante. Altro passo, che è quello che consente di poter legittimare la qualità del lavoro dei patronati, è quello di avere maggiori controlli da parte delle istituzioni, da parte del Ministero del Lavoro, controlli informatici, telematici, su quella che ormai è l'attività che è completamente tracciata, e quindi pertanto di poter far sì che non ci siano elementi, spazio a chiacchiericci o a quant'altro che possa nuocere al nome e all'importante lavoro che i patronati da sempre fanno in Italia e all'estero. La convince l'idea lanciata dal sottosegretario Giro? L'idea lanciata del sottosegretario Giro è di dar corso alla convenzione, e questo pertanto, quella dei consolati, diciamo, quella è una parte su quale mi soffermo dopo. Innanzitutto l'importante è, secondo me, la sua disponibilità a sottoscrivere la convenzione. Ormai ci sono tantissime pratiche che gli italiani fanno nei confronti degli enti previdenziali italiani che non sono a punteggio, che non sono finanziate. Pensiamo su tutte le certificazioni dell'esistenza in vita, una pratica importante, parliamo di centinaia di migliaia di pratiche che vengono fatte e che hanno consentito di regolarizzare le banche dati dell'INPS, come ha detto lo stesso direttore, il dottor Conte. Un'importante economia hanno avuto l'INPS dalla sistemazione delle posizioni contributive a seguito delle regolarizzazioni dei certificati di esistenza in vita e con i redditi, e questo è il lavoro che hanno fatto i patronati, perché tutta questa attività è fatta dai patronati. Se noi andassimo a riportare il valore economico che tale risparmio ha avuto dai progetti previdenziali e confrontarlo con la legge di stabilità, capiremmo subito l'importanza del ruolo che assolutamente ha consentito di dare allo Stato un risparmio importante. Quella che ha detto il sottosegretario Giro è un'importante proposta, certamente da valutare in maniera tale da rispettare equilibri ed equità fra tutti i soggetti.